Dall'aeroporto di Fiumicino, prima di rientrare dalla capitale, il presidente di Unimare Veneto, Alessandro Berton, racconta di un bilancio positivo dei 2 giorni romani. Si fa strada la prospettiva sempre più concreta di un rinnovo di almeno un anno dei termini della scadenza delle concessioni balneari, attualmente in scadenza il 31 dicembre 2023. Ecco perché. Abbiamo accolto con grande positività gli emendamenti che sono stati presentati dal Governo, da Fratelli d'Italia, firmato dall'onorevole Menuni, sulla possibilità di estendere il termine delle concessioni fino a quando l'attività di riforma non fosse completata. La proroga non è ancora cosa fatta, puntualizza Berton. Si tratta di una proposta contenuta in alcuni emendamenti, seppure appoggiati dalla maggioranza, e quindi probabilmente di larga condivisione. Un rinvio in attesa che si chiariscano le procedure per la messa a gara delle concessioni degli stabilimenti balneari voluta dall'Europa. Sempre il presidente di Unionmare ricorda come il Veneto si sia sempre tirato sulle maniche, non esitando investimenti e lavoro sulle spiagge. Il Veneto da sempre ha risposto in maniera seria e responsabile a questa grande criticità delle concessioni balneari, tentando di trasformare questo oggettivo momento di criticità in un'opportunità anche evolutiva di riformare e di riorganizzare le proprie aziende, innalzando il livello qualitativo dei servizi e riqualificando il territorio per effetto di quegli investimenti condivisi con gli enti locali che fanno parte della legge 33. E il Veneto, la costa veneziana e veneta da Jesolo a Caughe, dal Lido di Venezia a Cavallino, si faranno trovare pronti ancora una volta ad affrontare i futuri percorsi di evidenza pubblica, qualora questo non sarà più ineludibile, con l'obiettivo di ottenere la riassegnazione delle concessioni che da sempre portiamo avanti con attenzione, con premura, con dedizione, ricordando a tutti che le aziende che insistono su quel suolo demaniale, su quel suolo pubblico, che in maniera così importante hanno concorso al raggiungimento del primato turistico di Regione del Veneto come prima regione turistica italiana,